Va ora in onda Cultura e Arte con il professore Andrea Rognoni. Buongiorno Andrea, a te la linea. Grazie Natalia, oggi decisamente tanta carne al fuoco, la scaletta è così intensa che non la posso neanche riassumere in pochissimo tempo. Parliamo di cultura popolare italiana nelle sue 1000 manifestazioni anche di attualità. Vi cito già subito una mostra interessantissima sugli erbari, le erbe e il valore delle erbe nella cultura popolare, che si terrà da domenica prossima in provincia di Pesaro, ma tantissime altre manifestazioni e soprattutto aspetti, evoluzioni di città o di dintorni di città che assumono nuove valenze e si sottopongono a nuove forme osservative. Ma intanto, per l'obituario, a parte la morte del più grande filosofo tedesco, Jürgen Habermas, veramente un lutto per il pensiero mondiale di grandissima intensità, di cui ovviamente parliamo però in Cultura e Arte, cioè la trasmissione di Cultura Dotta del sabato. Ma c'è da segnalare la morte di un personaggio che chi ha seguito la musica leggera, soprattutto negli anni 60, 70, 80, 90, non può aver dimenticato. È morto Pachi Canzi. Pachi Canzi, volgarmente detto Pachi, che sarebbe un diminutivo di Pasquale, era nato a Milano una 78 circa anni fa, forse non aveva raggiunto ancora purtroppo questa età. È stato il leader dei Nuovi Angeli. Nei manuali forse è una parola un po' eccessiva, insomma, nelle storie della musica leggera campeggia sicuramente il gruppo dei Nuovi Angeli, anche se non ha potuto raggiungere magari la fama dei Camaleonti o dei Dig Dick. Era l'età dei gruppi, erano i favolosi anni 70, e a capo dei Nuovi Angeli si distingueva non fosse altro per la simpatia e per la fisionomia molto caratteristica proprio Pachi Canzi. Aveva addirittura fondato un gruppo prima dei Nuovi Angeli dal singolare titolo Pachi e Pachi, ma poi la dicitura, insomma, Nuovi Angeli è passata definitivamente con grande successo grazie ad alcune canzoni, fra cui Anna da dimenticare, ma soprattutto Donna Felicità. Donna Felicità è stato un must assoluto di quegli anni d'oro della canzone italiana e padana, perché sicuramente Donna Felicità rappresenta quella grande abbraccio fra il maschile e il femminile, che era permesso anche da una fondamentale accettazione del rapporto, non in senso classico, perché erano anni in cui comunque c'era anche la contestazione giovanile, eccetera, ma che ancora non aveva raggiunto quei livelli un po' di asperità, astio e contrapposizione violenta degli ultimi anni. Donna Felicità, per chi se la ricorda, è un po' la spiegazione di come una ragazza che comunque ha acquisito una certa libertà e una certa emancipazione, si intende, sia disposta ad amare fino in fondo. È Donna Felicità perché è gioiosa, porta allegria, porta dolcezza, porta amore. E questa immagine è difficile da dimenticare proprio sull'onda di quel ritmo davvero fortunato che cadenza la canzone di Pachi. Pachi Canzi è rimasto attivo ancora poi per molto tempo, ma come sapete tutti questi gruppi, quelli che vi ho già citati, ma anche i Nomadi, che sono rimasti più a lungo sulla breccia, dopo sono praticamente crollati, non sono riusciti più a mantenere la piazza e ad entrare nelle grandi kermesse canore, non sto ovviamente parlando di Sanremo ma di tutte le altre, e di riuscire a vendere prima dischi o entrare nelle grandi piattaforme che sono emerse dal 2000, e purtroppo tutto questo non li ha fatti passare nel dimenticatoio, perché chi conosce questo mondo
che purtroppo ha registrato negli ultimi anni anche delle défaillance, delle morti. Mi viene in mente Livio Macchia dei Camaleonti, che è stato una colonna straordinaria. Ci sono stati purtroppo delle morti anche inaspettate di personaggi ancora relativamente giovani, ma naturalmente al di là di questo tutto è passato in batteria. È proprio il caso di dirlo, anche per i batteristi davvero eccezionali che caratterizzavano questi gruppi. Bello anche proprio quella grande impostazione che veniva data dai nomi che si davano i personaggi. I Nuovi Angeli è proprio l'idea di un gruppo che scendeva dal cielo per raccontare un messaggio d'amore. E perfino i giganti che cantavano, ricorderete, mettete dei fiori nei vostri cannoni, insomma, avevano qualcosa da dire in relazione proprio alla volontà di portare una pace che non era fatta però di ideologie fine a se stesse. Quindi ricordare Pachi è ricordare un'epoca che oramai è tramontata, ma riproporla anche alla luce di chi nella cultura popolare vuole continuare a navigare e non si accontenta della, diciamo così, della spazzatura che spesso anima le voci di ora, anche se, come avete visto nel mio commento al Festival di Sanremo appena finito, c'è sempre da parte di chi ama la musica pop la volontà di distinguere quello che ancora può avere un senso, può avere qualcosa da dire a questo mondo, certo in relazione a costumi, modo di essere che inevitabilmente dovevano cambiare, ma non ci sono dubbi. Ecco, vorrei parlare adesso però un po' di calendario, perché noi abbiamo superato le famose Idi di marzo, che già nella civiltà romana classica avevano un ruolo decisivo per l'avvento della bella stagione, e stiamo inoltrandoci verso l'equinozio di primavera. Moltissime volte noi abbiamo dedicato proprio in questa trasmissione diciamo parole di spiegazioni di approfondimento dell'equinozio. Ora non lo faremo perché diciamo non voglio essere accusato di ripetere le stesse cose. Paganini non ripete, no? Rimane questa battuta che nella mia testa è ben stampata. Non voglio turbare gli animi, e anche se so che magari qualcuno che si affaccia adesso, che non aveva mai sentito questa trasmissione, mi rimprovera di non parlarne proprio perché non sa che ne ho già parlato tantissimo. Però ecco, sulle Idi tutti sanno che Caio Giulio Cesare, il più grande condottiero dell'antichità, tra i più grandi della storia umana, fu assassinato proprio da chi gli stava più vicino e chi apparentemente lo amava di più nelle Idi di marzo. È evidente che le Idi di marzo, quindi il metà marzo, il 15 marzo, insomma quello che poi in versione padana e lombarda è un po' il Tredesin de Mars allungato, insomma le Idi di marzo sono sempre state poi associate alla violenza. In effetti questo non può non ricondurci al clima che, come avete visto anche da questo recente weekend, mostra i lati di quel marzo pazzerello, addirittura con violenza, improvvisi temporali e abbassamento di temperature, quando oramai sembrava già arrivata la primavera. Anche se poi adesso i soliti meteorologi che sanno tutto e più di tutto ci rassicurano sul fatto che da questa settimana in poi si entrerà davvero nella primavera e non ci saranno più indugi o alterazioni meteo così abbastanza forti. Certo, le Idi sono simbolicamente l'inizio assoluto della bella stagione. Sappiamo che nel mondo celtico, che era un mondo celto-germanico che era sottoposto così a temperature ben più rigide, l'inizio della bella stagione è posposto quando? Alla fine di aprile, perché anche il mese di aprile nelle isole britanniche e Scandinavia viene considerato inverno. Questo non poteva essere ovviamente
culla della mediterraneità, e quindi diciamo questa metà marzo era poi l'inizio ufficiale dal punto di chi si interessava fin da allora di tempo, temperatura eccetera, di una stagione che doveva poi svilupparsi in maniera già forte verso la fine di marzo. E non dimentichiamolo mai, col Natale di Roma, il Natale di Roma è il 21-22 aprile, cioè dipende poi, perché dico 21-22, perché dipende poi dall'entrata anche del segno del Toro, comunque, che cambia ogni anno. Ecco, vedete come poi tutte queste tipi di osservazioni sono collegate fra di loro, ma quindi comunque la tradizione ci dice che nel mondo romano diciamo la seconda metà di aprile era già abbastanza calda, e si erano fermati i venti di tramontana o quelli più freddi. Ecco, quindi certo le Idi sono anche, abbiamo detto, la morte di Cesare, quindi il tradimento, la mancanza di amore del figlio verso il padre. Tu Bruto, figli miei, ecco, perfino tu Bruto arrivi a uccidermi, tu che io che ho tanto amato. Ecco, guardate che in questa battuta c'è un po' il senso della tragedia umana. Tu ami qualcuno che arriva a odiarti. Ecco, è bruttissimo tutto questo, però gli antichi romani, in mezzo a tanti difetti, a tantissimi difetti, la protervia, l'alterigia, la repressione, a volte anche verso altri popoli, però la sapevano lunga dal punto di vista della saggezza. Quindi, assieme a tanti altri proverbi, appunto, c'è anche questo riferimento al fatto che il mondo passa attraverso l'inganno, il tradimento, la menzogna, e è difficile sottrarsi, sottrarsi a un cattivo destino per gli uomini più famosi. Pensate, Caio Giulio Cesare, no? Colui che era riuscito a conquistare il mondo, colui che era riuscito a trasportare Roma da dimensione repubblicana a semi-imperiale. Non fu imperatore come lo fu Augusto, ma fu in realtà il padre di tutti gli imperi possibili e immaginabili, il nonno di Napoleone, il nonno bisnonno naturalmente, metaforicamente parlando. Ecco, lui che aveva tutto, lui che aveva amato le donne più belle del mondo, anche se qualcuno ultimamente parla anche di una sua omosessualità, ma questa è un po' la moda del momento, quello di demistificare certi personaggi. Lui che era stato l'uomo più felice, forte, amato, rispettato, temuto della terra, lui fu tradito dal suo figlio e finì i suoi giorni prematuramente, in maniera tale appunto da non riuscire a compiere una missione che l'avrebbe portato ancora più in alto. Questo un altro insegnamento dal mondo antico che non dobbiamo dimenticare, che è quello di dire non volere troppo dalla vita, perché poi la vita, il destino in qualche modo ti tratta male se vuoi troppo. Stai schiscio, no? Come aveva detto una volta anche il sindaco Albertini di Milano, in battuta ovviamente ambrosiana. Stai tranquillo, non prefigurarti niente di eccessivo, perché da un momento all'altro potrebbe effettivamente succedere di tutto, anche se sappiamo, questo rimane implicito, che Giulio Cesare è stato consegnato poi alla storia, quindi comunque la fama di Giulio Cesare è arrivata fino ai nostri giorni. Sull'equinozio, ripeto, non voglio parlarne più a livello astronomico, astrologico, però ricordiamoci sempre che il clima tradizionale di una volta ci parlava di piogge equinoziali. Non è più così, perché moltissimo è cambiato e appunto, ripeto, ci assicurano i meteorologi che le piogge stanno per finire e che si va davvero verso la bella stagione. Ma a parte questo, l'equinozio in realtà è una valvola di trasformazione, no? Da una stagione all'altra, da una temperie mentale ad un'altra, e non dimentichiamoci mai che indirettamente all'equinozio è legata anche Pasqua, secondo la tradizione delle lune equinoziali, post-equinoziali, per cui c'è anche la premessa di una certa religiosità nell'equinozio, perché sempre tutte le religioni, e anche quella cristiana, sono legate alla stagionalità,
ai passaggi astronomici, non è possibile viverli indipendentemente da tutto ciò. Chi fa, secondo me, della teologia ad altissimo livello, il dialogo dei massimi sistemi, e parla in astratto, non ha il senso della realtà. Come si fa a parlare di Dio o dei santi senza rapportarli ad eventi concreti, normali e naturali della vita, della società, delle cose? Perché è dal basso che si arriva verso l'alto e non dall'alto verso il basso. Vogliamo parlare di due città italiane adesso, Bologna e Venezia. Tutti i giornali, anche i giornaloni come il Corsera e la Repubblica, anche se ovviamente sono molto più attenti, Libero, il Giornale, La Verità e Panorama, dedicano tristissimi servizi alla decadenza assoluta della città di Bologna. Io mi ricordo, ero stato da ragazzo diverse volte a Bologna e avevo ammirato un centro storico, uno dei più belli d'Europa, avevo interpretato lo stesso dialetto bolognese come un canto al gusto, alla bellezza, all'amore carnale, al mangiar bene. Ma tutto questo poi è stato ridimensionato da una gestione della città che, complice certo un certo ambiente universitario oramai in fortissima crisi, l'arrivo di immigrati da lontanissimo e poi soprattutto la mancanza di sensibilità verso l'ordine e la polizia tipica, lasciatemelo dire, delle giunte di sinistra che hanno governato in stragrande maggioranza, non sempre ma quasi sempre, la città. Noi abbiamo visto il passaggio da Bologna alla Dotta, come sempre tradizionalmente si diceva, a Bologna alla Zozza. Si parla di chi va a Bologna adesso, chi ha il coraggio di andare a Bologna, si parla di rifiuti per strada, di strade malfamate e sporche, di risse continue, di situazioni difficili da gestire oramai in uno stato di degrado assoluto che poi ci porta quasi a una città diciamo medio orientale. Non che tutte, voglio essere chiaro e non essere travisato, non tutte le città medio orientali sono così, ma alcune città medio orientali vivono questa triste realtà. Quindi Bologna dalla Dotta alla Zozza, non so come andrà a finire, se continuerà, non voglio imputare il tutto soltanto alla politica, diciamo così, ma a una visione delle cose che appunto rasenta l'anarchia. Questo, ripeto, è molto triste per una città che nell'immaginario popolare è sempre stata la città della cultura, prima di tutto, e della cultura e della culinaria, appunto perché effettivamente si è mangiato sempre molto bene, ma anche da quel lato lì effettivamente pare che sia diventato difficile trovare dei ristoranti all'altezza della situazione. L'altra città è Venezia. Ma non voglio parlare di Venezia perché voi sapete quanto stia nel mio cuore, con la battuta che io faccio sempre: Venezia risolga Venezia. La città è reale che domina la laguna, ma alcune realtà come Poveglia, che qualcuno la chiama anche Poveglio, ma in realtà è Poveglia, è un'isola che si trova in mezzo alla laguna e che è stata oggetto nel passato di tregende, quindi avvenimenti molto tristi, come una specie di refugio, un peccatorum per gli appestati. Gli appestati raggiungevano l'isola perché proprio era lontano, gli appestati che arrivavano dal mare o dalla terra, diciamo, per essere isolati rispetto a quella specie di lazzaretto per Milano, dunque perché appunto non dovevano poi contagiare gli altri. Ma in epoca più recente l'isola è diventata anche sede di una sorta di manicomio, il cui dottore sanitario, si parla ovviamente di 100 anni fa, si è poi suicidato. Quindi qualcosa di malefico, qualcosa di infernale che agita
questa località. Guardate che in Italia sono tanti i posti con questa cattiva fama, dalle Alpi alla Sicilia, cioè posti, non sto parlando dei semplici ponti del diavolo che fanno anche abbastanza ridere, ma sto parlando proprio di località, di cittadine, di paesi, di isole, di borghi, che pur bellissimi e affascinanti presentano degli elementi inquietanti dal punto di vista della tradizione popolare. Non sto dicendo che ci credo a queste cose, carissimi ascoltatori, vi riporto quello che poi è diventata una convinzione dell'immaginario popolare, naturalmente. Quindi sono posti che hanno grandi ipoteche diciamo di male, di sofferenza, di distruzione e autodistruzione, oppure dall'altra parte, e questo ci riconforta, degli elementi che sono legati alla religione e al successo di Dio e delle forze divine. E proprio non lontanissimo da Poveglia c'è Malamocco. Malamocco è un altro posto meraviglioso. Intendiamoci, la laguna di Venezia è tutta quanta di un fascino straordinario. Penso all'isola di San Francesco, penso a tutta la zona che dà verso Chioggia, penso alla prosecuzione verso la zona di Jesolo, eccetera. Cioè sono incanti della natura che soltanto chi è poi dotato di una buona imbarcazione può andare a scoprire fino in fondo. Burano, vabbè, dai, sono cose che sapete perfettamente. A Malamocco era stata ritrovata una statua che poi è diventata oggetto di culto, Santa Maria di Malamocco. Ecco, pensare che la Mater Dei, l'immagine femminile più santa che esista, no? Riesca in qualche modo ancora a resistere in laguna e a guidare le anime che vogliono rivolgersi a lei in qualche maniera, in modo tale appunto che si continui a perpetrare una forma di devozione che altrove è sostanzialmente sparita. Capite, non è la chiesa che so di Santa Maria della Salute o le altre chiese di Venezia, che sono tutte belle, ma che sono inquadrate in un contesto urbano e quindi in qualche modo anche laicizzate. Ma qui è qualcosa che nel suo isolamento, perché Malamocco è lontano dal centro, relativamente lontano naturalmente, non lontano dal Lido di Venezia, ma in realtà Malamocco è un'altra isola che fa da sé. Sapere che lì c'è una fonte, un'energia divina che si esprime attraverso la figura mariana è davvero qualcosa di unico e di straordinario. Andiamo verso sud e arriviamo in Abruzzo, dove avrete sentito stanno capitando cose fuori dalla norma. Sono oramai 6, 7, 8 mesi che la famiglia nel bosco diventa oggetto di commento e di scalpore. Lì troviamo in provincia di Pescara, nella parte intera della provincia di Pescara, Corfigno. Corfigno esiste ancora oggi, è una località di mezza montagna. Ma cos'era Corfigno? Perché va ricordata Corfigno? Corfigno è l'antica capitale d'Italia. Caspiterina! Così scopriamo, abbiamo appena parlato di Roma, della sua grandezza spaventosa, scopriamo che esisteva un'altra capitale, sì, perché Corfigno, posta in Abruzzo, non lontanissima da Roma, ma comunque in un contesto molto diverso dal punto di vista idrogeologico e culturale, Corfigno era il luogo di riunione e di istituzionalizzazione della famosa Lega, la parola vi dice qualcosa? Lega Italica, perché esisteva già nell'antichità una forte anelito al federalismo, a un tipo di federalismo quale lo si poteva congetturare nei tempi d'antan, no? Diverso da quello di oggi, ma pur sempre federalismo, attraverso una formazione di città e di popoli che si ponevano in alternativa a Roma. Pensate un po' il destino dell'Italia, se non era già segnato. Motivi di riflessione sul senso ultimo della nostra sfida. Quindi, ecco, lì a Corfigno, ecco, la nascita di una vera e propria capitale della Lega Italica.
E l'argomento lo trovo affascinante nella misura in cui, ve ne sarete accorti, la Lega 2 o 3.0 non è più soltanto una Lega padana, ma è una Lega italiana che vuole affermare il leghismo, ovviamente nella sua versione più liberale, vero? In tutta Italia, naturalmente. Quindi il riprendere il concetto che possa esistere una città alternativa a Roma la trovo molto interessante, proprio perché ci riconduce a un filone che non solo non deve morire, ma deve finalmente maturare come i fiori di primavera. Adesso parliamo anche delle primule, ma ci riconduce proprio alla scommessa fondamentale, quindi il ricordare che c'è un pregresso, che le nostre idee non sono idee fiorite nella tarda modernità o nella postmodernità, che non hanno collegamenti col mondo antico e medievale. No, assolutamente, al contrario, le nostre idee sono idee che poggiano e affondano su radici di carattere filosofico e politico e metapolitico antichissime. Quindi, come vi avevo invitato ad andare vicino a Rieti, appunto, al lago Cotiglio, dove veniva celebrata il Ver Sacrum, la primavera, no? Proprio dagli stessi popoli, non lontanissimo da lì, ma insomma una centinaia di chilometri, Corfigno, capitale antica d'Italia, va assolutamente visitata. Cioè va preso atto, cioè la nostra coscienza deve prendere atto, appunto, che esiste non come un fantasma, ma come un ricordo da cui prendere ispirazione, una città alternativa a Roma. Questo non significa distruggere Roma o incendiarla o farla sprofondare come suggeriva Gilberto Neto, no. Assolutamente, Roma ha il suo perché, ha il suo modo d'essere, il suo modo di vivere, è la capitale della cristianità, non dimentichiamolo mai. Ma Corfigno è lì pronta a dirci, a suggerirci, no? Magari bisbigliando, che esisto anch'io, esiste questo monumento al vostro pensiero, al vostro modo di essere. Andate avanti a combattere, perché, come diceva Wilhelm Friedrich Nietzsche, antenato dello stesso Jürgen Habermas, ebbene, il mondo va a cicli, si ritorna, c'è il fenomeno dell'eterno ritorno, quindi ritornano pensieri e idee che sembravano finite e sepolte. Dicevo la primula, certo, noi siamo qui a parlare di Ver Sacrum, di primavera, di postidi di marzo, di equinozio, e ci accorgiamo che nei prati stanno maturando alcune specialità arboree. Ecco, adesso ci avviciniamo anche alla mostra sugli erbari. Vi dicevo, appunto, vediamo un po', lo rimandiamo a dopo perché così vi creo suspense. A dopo il break, la parola alla fatidica nostra conductrice, la Natalia. Break. The room was completely... Stanco di perderti i tuoi programmi radiofonici preferiti? Vorresti la tua musica, le tue voci amate sempre con te, ovunque tu vada? Radio Libertà, l'applicazione che trasforma il tuo smartphone e tablet nella tua radio personale. Scaricala ora, è gratis per i dispositivi Android e iOS. Avrai tutta la programmazione quotidiana di Radio Libertà a portata di mano. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi? Radio Libertà non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente. Di nuovo a te la linea, Andrea. Grazie Natalia. Dedico a te questi 5 minuti perché riguardano i fiori.
l'essenza di elezione mentale e spirituale della nostra regista non può non ricordare che in questo periodo 3 specialità di fiori sono al centro della nostra attenzione. Le primule, adesso ci ritorniamo, gli occhi della Madonna e le violette. Pensate ai colori, pensate, sono i colori più belli che ci offre la natura e ce la offre a marzo. Le violette sono di colore viola, naturalmente. Gli occhi della Madonna sono di colore azzurro e la caratteristica appunto è quella di mostrare al centro di questo colore azzurro come dei cerchi che sembrano gli occhietti di quella Maria che vi ho appena citato per Malamocco. Le primole sono gialle, diciamo così, di un giallo che poi gli esperti d'arte valuterebbero secondo alcune caratteristiche tecniche particolari. Le primule è ovvio che si trovano non tantissimo in pianura quanto in collina e in montagna. Le violette si trovano, non sono diffusissime le violette, bisogna avere un occhio, scusate la battuta, della Madonna per riuscire a riconoscerle e a distinguerle. Forse io non sono un esperto, bisognerebbe chiedere all'organizzatore della mostra che adesso vi citerò, ma c'è stato un po' di depauperamento. E poi le primule, quindi occhi della Madonna, abbiamo detto violette, quindi il viola che è anche, ricordatelo sempre, io avevo dedicato una serie di articoli sulla Padania ai colori, il verde, il rosso, l'azzurro, il viola. Il viola è un colore sacro, è legato anche ai parametri sacri, eccetera, eccetera, quindi è comunque un fiore sacro. E vedete come l'esoterismo si insinua sempre nella cultura popolare. E la primula è gialla, insomma, parla di quel colore che diciamo appare dopo il bianco sulla gradualità dell'arcobaleno che ci porta verso colori più accesi come il rosso, appunto il verde, eccetera, eccetera. La primula è appunto, perché si chiama primula? Perché è il primo fiore della primavera. Io mi ricordo, vedete, in quell'età dell'innocenza, del romanticismo, cantato anche da Pacchi Canzi, mi ricordo che salivamo verso le prealpi, dalla Lombardia, dal Piemonte orientale, salivamo verso quelle zone delle prealpi e delle Alpi dove appunto si potevano a metà collina o montagna si potevano appunto cogliere quelle primule. Per la verità eravamo stati anche educati a non farne uno scempio, quindi a raccogliere il minimo proprio per non disturbare l'integrità dell'apparato erbario e vegetale delle zone. Non so quanti ragazzini, bambini oggi cerchino ancora le primule e non so quante ragazze sappiano distinguere gli occhi della Madonna, le primule e le violette, perché quell'epoca è finita. Non facciamoci illusioni. Noi siamo qui a parlarne in nome della cultura popolare, di quella cultura popolare che resiste, non è legata al passato, ma resiste lì a dirci c'è qualcosa che non muore. State attenti, c'è qualcosa che non può morire nell'essere umano. Voi cercate di distruggerlo, voi cercate la tecnica, nel senso peggiore, non è un inno contro la tecnica mia, ma l'uso negativo della tecnica può portare a dimenticare la bellezza effettiva della natura e non c'è bisogno di Greta Thunberg, che forse non saprebbe distinguere, detto fra noi, tra una violetta, un occhio della Madonna e una primula, non sarebbe in grado di distinguere, ma in realtà è il cuore che va aperto, non la mente rispetto all'ambiente naturalmente. E questo ci riconduce proprio sempre a quella scommessa con la vita che è il senso ultimo appunto della cultura popolare.
Vi dicevo gli erbari e l'erbario. Sta per partire una mostra che ritengo molto interessante nella cittadina di Candelara, in provincia di Pesaro. E questa mostra presenta un titolo che secondo me è di un fascino straordinario: Teatro Botanico. Si terrà dal 22 marzo al 26 aprile, quindi avete l'occasione di andarci anche dalle città padane più grosse, di andarci in questo periodo di inizio primavera. E lì il sabato e la domenica dalle 17 alle 19, quindi vi prenoterete un weekend, come si suol dire, in un albergo vicino. La zona, tra l'altro, ecco, ancora una volta, la Romagna e le Marche settentrionali non sono solo quel posto dove si va a puciare il sedere, scusate la battuta molto naif. Ecco, è la Romagna e le Marche settentrionali dove ancora si parla un accento che non è propriamente e completamente marchigiano, presentano dei luoghi deliziosi dal punto di vista naturalistico, ma anche delle cittadine, dei paesi tutti da visitare. Quindi questo teatro botanico alla Sala del Capitano di Candelara, dunque parte dal 22 di marzo, è organizzato dall'amico e collega Aldo Tenedini. Ve ne ho già parlato. Aldo Tenedini è stato un professore di altissimo livello che ha insegnato anche in diverse parti d'Italia, naturalmente pur residendo lì nel pesarese, insegnato nel Trentino, Alto Adige, insegnato anche altrove, ha vissuto a Milano, uomo di grandissima esperienza e di grandissima cultura, soprattutto conosce la cultura tedesca, filosofica, letteraria, storico-artistica, cultura, ed è legato anche proprio per sensibilità come me. Noi ci conoscemmo da ragazzi, no? Per affinità elettiva, è legato alla cultura popolare. Ebbene, lui stavolta veramente ha superato se stesso, secondo me, e quindi a partire appunto da domenica prossima alle ore 18, domenica 22 alle 18, quando ci sarà la presentazione con fior di esperti, ci illustra come questi erbari che vanno dal XVI al XIX secolo, no? E gli erbari cosa sono? Sono delle collezioni di erbe, sono dei libri o delle altre forme di produzione, diciamo così, editoriale e oggettuale. Poi la mostra lo dimostrerà completamente, appunto, che ci illustrano proprio come e perché la vita sociale rurale e non solo riusciva ad apprezzare le erbe, cioè le erbe sotto tutti i punti di vista, sotto il punto di vista del valore in sé, del catalogo, dell'uso medicinale, dell'uso artistico, eccetera, eccetera, eccetera. Secondo me è davvero una mostra straordinaria questa, che non bisogna assolutamente perdere, appunto, ripeto, nella cittadina di Candelara, in provincia di Pesaro. Casomai avremo modo di riprendere questa notizia. Sono 50 anni dalla nascita di Radio Subasio. Devo dire una cosa, che andando in giro un po' per l'Italia, come ho fatto anche negli ultimi 5-6 anni, oppure come facevo da ragazzo assieme a mio padre, questa sorta di Virgilio che mi portava a conoscere tutta la penisola, pur apprezzando e amando soprattutto ovviamente il contesto padano, ma lui non disdegnava amore e interesse per tutto il resto della penisola, sia ben chiaro, che mi ha trasmesso profondamente, penso e spero. Ma appunto andando in giro, diciamo così, si poteva sentire le radio, si cominciava a sentire appunto attraverso l'autoradio, poi ovviamente progressivamente negli ultimi tempi in maniera più chiara e forte. Radio Subasio, ma cos'è questa roba qua? Perché
perché il Monte Subasio è un monte che si erge in maniera molto distinta nel contesto laziale e ha una forma molto particolare naturalmente e quindi lontano dal contesto padano. In realtà Radio Subasio si può sentire praticamente quasi in tutta Italia, compie 50 anni. È una radio in parte musicale, in parte informativa, comunque sempre molto interessante come spirito innovativo. L'altro appuntamento con i 50 anni, vi ricordo che 60 per Radio Monte Carlo, 50 per Radio Popolare, ne abbiamo già parlato, quindi è un po', ma sapete perché poi il grosso delle radio o delle innovazioni all'interno delle radio accadde negli anni 70, deve essere chiaro. Quindi la prima pagina di Rai 3, sono 50 anni esatti, era il marzo del 1976, attenzione, mese molto importante perché nel marzo del 76 nacque la terza rete in maniera ufficiale, e dal punto di vista televisivo, e questo comportò una sorta di rivoluzione all'interno della struttura giornalistica della RAI. Ma sulla radio, che io avevo sempre ascoltato, Radio 3, la radio della cultura, della musica, dell'arte, della filosofia, non potete rinunciare, vabbè, lo so che la RAI è anche la voce dello Stato padrone, lo so benissimo, però questo non è che ci induca a rifiutarla in blocco, naturalmente. Ci sono delle trasmissioni che sono comunque interessanti, anche se criticabili, ma questa prima pagina è fra le migliori perché si decise allora, nel marzo del 76, che cosa? Di produrre un sistema di comunicazione con l'utente più diretto. Erano anni poi dove appunto il pensiero comunicativo viaggiava a quel livello lì, no? Cioè riuscire a superare la TV e la radio tradizionali, dove sei costretto solo ad ascoltare, ma introdurre un contesto interattivo, no? Che poteva soddisfare di meglio diciamo chi era lì a casa ad ascoltare. Quindi Prima Pagina è una trasmissione ancora oggi, dopo 50 anni, condotta da un giornalista che viene chiamato la mattina a spiegare un po' i fatti che sono accaduti e a ricevere delle domande, talvolta anche provocatorie, da parte degli ascoltatori che vogliono sapere qualcosa di più di certi fatti che sono tipici della Prima Pagina. Per esempio in questi giorni è ovvio che si parli molto di guerra, i giornalisti sono di chiara fama e vengono selezionati da tutti i giornali, devo dire, no? Sia giornali di destra che di sinistra, che vengono lì a interloquire con gli ascoltatori. A volte si sentono delle telefonate provocatorie, anche ovvio naturalmente, altre sono più pacate. Penso e presumo che esista un filtro delle telefonate stesse, che così permette una sorta di autocontrollo complessivo, però poi la tenuta è sempre buona e naturalmente c'è sempre da imparare effettivamente qualche cosa, quindi è l'occasione questa per celebrare effettivamente un contesto che risulta ancora abbastanza convincente. Vi volevo parlare piuttosto di un altro grosso problema che sembrerebbe a prima vista riguardare il mondo economico e commerciale, ma in realtà ha una ricaduta sulla cultura popolare. È la crisi delle catene, soprattutto alimentari, dei supermercati. Le grosse catene dei supermercati. Vogliamo fare dei nomi? Facciamoli. Bennett, Conad, Carrefour, PAM, eccetera, eccetera, eccetera. Molti reportage, per lo più sui social per adesso, ma presumo che anche le varie televisioni, dico non locali, se ne occuperanno, ci raccontano una complessiva crisi del settore. Ci sono diverse concause. I prezzi che vengono ritenuti troppo alti,
per la crisi che stiamo tutti vivendo, il fatto di poter chiamare, diciamo, ricevere a casa attraverso i noti sistemi operativi il cibo che ci interessa. Diciamo dire cibo, intendo sia materie prime che cibi cotti e cucinati, e poi il fatto di avere un'alternativa che è costituita, non facciamo nome per non fare pubblicità, da quelle catene di supermercati discount, detti discount, che ovviamente offrono, oramai in un contesto anche di location dignitoso, no? Dal punto di vista proprio dell'utenza e della visibilità, offrono delle merci a prezzo inferiore, soprattutto gli alimentari, che costituiscono un po' il centro del discorso. Si vocifera che gli italiani, con grande sofferenza e amarezza, stiano mangiando meno perché è evidente che se un determinato, faccio un esempio ma non dico la marca, un determinato tipo di olio di un certo genere è passato da 3 euro, 4 euro nel 2017 a 18 a 10, 15 no 10 di sicuro nel 2026, è chiaro che siccome gli stipendi non sono passati, non sono raddoppiati o triplicati, è chiaro che diventa poi necessario da parte di una certa parte d'Italia quella di risparmiare, diventa necessario appunto il sacrificio e il risparmio. Probabilmente, suggerisce anche qualcuno, io recepisco ma riciclo poi alla mia maniera, sta cambiando qualcosa ancora. Noi eravamo passati, facciamo una piccola storia, eravamo passati dai negozietti sotto casa, anche nelle grandi città, degli anni 50-60, ai supermercati medi degli anni 70, 80, 90 e successivamente le grandi catene di supermercati. Sembrava un cammino in linea retta verso l'apoteosi del centro commerciale, dove insomma si va per comprare tutto, a partire dagli alimenti che ci permettono di mantenerci in vita e a un prezzo conveniente, in modo tale appunto che alla fine attraverso anche strumentazioni domestiche di varia natura, super frigoriferi eccetera, noi siamo in grado di alimentarci nella maniera sana e giusta. E tutto questo progetto non ha funzionato, qualcosa è andato in tilt, a cominciare dal fatto che poi il posizionamento di certi centri commerciali impedisce per esempio a persone di una certa età di raggiungere facilmente il luogo. E allora voi capite bene che c'è stato come potremmo chiamarlo dal punto di vista sempre della cultura popolare, un riciclo di alcuni negozietti, specialmente nel centro-sud, un po' meno al nord, di certi negozietti di quartiere che comunque assicurano il minimo necessario. Tutto questo penalizza i più poveri e i più âgés, perché evidentemente li considera un po' dei cittadini di serie B costretti all'emergenza qualitativamente bassa. Ecco, questo preoccupa, non fosse altro, per quanto riguarda l'utenza popolare, preoccupa perché crea a catena tutta un'altra serie di disfunzioni di varia natura. Io non voglio affrontare, l'ho già fatto lateralmente, non voglio affrontare qui il problema della autogestione o gestione da parte dei più giovani del mondo degli anziani veri e propri. Battuta un po' autoironica, perché ancora io non mi considero tale. Voglio dire, noi siamo stati ubriacati negli ultimi 20-30 anni dall'idea di accogliere il mondo,
forse anche gente che fosse si sperava arrivasse da altri pianeti, ma sicuramente dal resto del pianeta nostro, a danno dei nostri cari anziani, i quali si sono ritrovati, io cerco di parlare chiaro, a spendere cifre spropositate o per mantenere delle badanti non sempre ottimali come esecutività e gestione della casa, oppure a riempire le RSA, alias case di riposo, a suon di 2.500, 3.000, 3.500, 4.000 euro al mese. Io trovo tutto questo di una tristezza mostruosa, perché penso che i nostri padri, posso dire solo così, le nostre madri siano proprio i depositari di quella cultura popolare che tutta una serie di agenti di varia natura, il mondialismo, un certo tipo di sinistra culturale, un certo tipo di mentalità tecnocratica, vogliono distruggere, vogliono annientare. E allora mi chiedo se quei gruppi musicali degli anni 70 non fossero la voce dell'innocenza rispetto alla malizia che anima chi vuole distruggere la nostra tradizione e i rappresentanti di questa effettiva tradizione. Io penso peraltro, come costume, prima ancora che come economia, non è che il lato economico non mi interessi, ma lo ripeto per l'ennesima volta, la penso in maniera opposta a Carlo Marx. Prima viene la cultura e poi viene l'economia, che viene condizionata dalle idee, non viceversa. E quindi penso che appunto la crisi delle grosse catene alimentari, che porterà chissà dove, porterà, come a New York oramai si dice avvenga, a ricevere a casa il cibo da parte di agenti anche anonimi, fornitori che non sono nei mercati, nei supermercati, e quindi porterà a una situazione sempre di maggiore solitudine di tutti, sia dei giovani che dei vecchi. Questa società che ci aspetta è terrificante. Lo dice uno che comunque accetta il cambiamento dei tempi e lo sviluppo della modernità, e che ha letto una serie di libri che ci tengono allerta sul fatto di non criticare troppo quello che sta per avvenire in futuro, a cui bene o male ci dovremo abituare. Penso soprattutto ai Nuovi Barbari, il libro di Baricco, di Alessandro Baricco, che comunque è un capolavoro, intendiamoci. Ecco, ma sono fortemente allarmato, inquieto su come avverrà il trapasso verso quella società là, che come un fantasma si profila all'orizzonte. Ovviamente con tutta una serie di conseguenze che diventa difficile decifrare nei dettagli. Io vi ringrazio della pazienza che avete avuto, ringrazio la nostra regista e come sempre Venezia risorga Venezia per sempre, a risentirci. Avete ascoltato Cultura e Arte con il professor